Maestro Bagliana, io qui con me ho una pagina di giornale che dice che poco tempo fa, un mese fa, è morto il sultano Qaboos, il più longevo leader arabo che veniva dall'Oman, e lei ha avuto l'opportunità di conoscerlo per l'occasione di un concorso molto importante di scultura. Sì. Aveva indetto nel 1997 un concorso a livello mondiale. Tutti gli stati potevano partecipare perché lui voleva un cavallo arabo con lui sopra e il falco di cui lui era fiero perché andava a cacciare con il falco. Le loro abitudini, la loro religione è questa: andare a caccia con il falco. Il falco è compartecipe alla preda che il sultano in questo caso. Come succede negli Emirati Arabi e in altri paesi del Medio Oriente. E lei che cosa decide di fare? Io ho vinto il concorso e ho realizzato questo cavallo arabo, logicamente, che è alto 3,20 m per 2,80 m, e lui è rimasto entusiasta, è venuto qui da me in posa, è stato qui 2 giorni e ha alloggiato. Quindi il sultano è venuto qui nell'Alta Marca Trevigiana, Sì, ma sì. quanto tempo fa? Nel 1997 è venuto perché voleva che la sua effigie gli somigliasse, che non facessi un sultano a caso, dovevo rappresentare la sua effigie esatta. Quindi è venuto qui un po' di giorni e dove ha alloggiato? Ha alloggiato la locanda Daglino Solighetto e con il suo seguito, con l'interprete, con il ragioniere e 6 belle ragazze, ecco, che poi fungevano da modelle perché era sempre circondato da queste belle ragazze, ma in fin dei conti lui era ormai anche abituato a questa visione e voleva proporla a me. Io le ho detto: io sono impegnato, devo fare l'effigie e quindi non posso nascondere il mio impegno. Che impressione le ha fatto quest'uomo così importante per il mondo arabo? Un bel personaggio, un personaggio che aveva studiato a Oxford, quindi sapeva benissimo l'inglese, era conscio di essere un sceicco arabo culturato, perché aveva studiato all'Università di Oxford e quindi era una persona ben preparata. Poi a un certo punto lei riesce a realizzare quest'opera, la manda, vince il primo premio e quindi deve andare in Oman. Sì, dovevo fare la foglia d'oro al cavallo qui. Quando è venuto mi ha detto che l'oro lo avrebbe messo lui a disposizione quando sarei andato giù per la collocazione di questo cavallo, che poi ho fatto anche il congegno su una fontana, un congegno girevole che tutta la fontana il cavallo girava da 1 minuto fino a 60 minuti con un telecomando che lui lo teneva in tasca e lo faceva girare a piacimento. In 1 minuto fare il giro, in 1 ora fare il giro. Ma lei è riuscito ad andare in Oman o no alla fine? Sì, sono stato giù 9 giorni con mia moglie, ma ho lavorato sodo per realizzare la doratura a foglia oro antica, perché ha detto che se la facevo qua in Italia io adoperavo l'oro 7,50, per loro è rame, il nostro oro è rame. E allora mi ha detto: no, procuro io l'oro a foglia oro, 24 carati puro. Però lei deve venire in Oman. E in Oman è stato lì nel suo castello, nella sua reggia, 9 giorni. Non le dico una cosa straordinaria, perché anche per dire il clima, 45 gradi, 50 gradi all'ombra, non si poteva uscire, aria condizionata nelle macchine, negli ambienti, tutto, perché la gente lì quando ha 60 anni è vecchia e muore per il caldo, per tutto un insieme di comportamento di vita che è completamente diverso dal nostro. E come ha saputo della notizia? Chi è che l'ha avvisata della morte di questo sultano? Me l'ha comunicato l'interprete, il suo ragioniere, che 2 giorni prima, perché ormai era grave, e ha detto che mi avrebbe aspettato al funerale. E io francamente
non sono potuto andare perché sono impegnato, e tuttora, con il monumento di Papa Giovanni Paolo II nel centenario della nascita, che verrà eretto a Cracovia in Polonia. Quindi mi è dispiaciuto anche questo fatto di non essere andato al suo funerale. Però questo bellissimo cavallo con il sultano sopra e anche il falco, come lei ha ricordato, rimarrà sempre come effigie di questo importante sovrano arabo nell'Oman. Certo, certo. E sicuramente, come l'ha presentato lui in questo libro, che ha detto che era fiero che uno scultore italiano avesse realizzato quest'opera, perché a lui è rimasta tanto cara, e si augurava che tutti i visitatori che andavano nella sua reggia a Oman, a Muscat, lo avrebbero apprezzato come lo ha apprezzato lui.